Dottor De Mussi, arrivano i privati anche al pronto soccorso di Ristano? Stiamo cercando di valutare in maniera contingente, con il non strutturale, se è possibile sopperire alla carenza di organico momentanea nel modo di fare i concorsi corretti, di aiutare il pronto soccorso con 2 o 3 soggetti in convenzione. È un'ipotesi, la stiamo valutando tecnicamente dal punto di vista economico, ovviamente. Si tratterebbe di una soluzione transitoria o definitiva? Assolutamente transitoria, perché stiamo parlando di una sperimentazione. La soluzione definitiva è quella di reperire abbastanza medici per coprire l'organico, che è quello che stiamo invece cercando di fare con oltre 170 selezioni aperte in questo momento. Anestesia, psichiatria, Radiologia, pediatria, sì, diversi reparti sono alla canna del gas. Non sono d'accordo su questo, le notizie vanno date correttamente. Ci sono degli ospedali in sofferenza come tutta la Sardegna, perché siamo ovviamente in un momento molto particolare in cui abbiamo sia i reparti Covid che i reparti ordinari aperti, quindi paradossalmente quando scende la crisi Covid però ci crea un doppio problema, perché non possiamo chiudere ancora i posti letti Covid e abbiamo invece tutti gli altri reparti aperti. Questo ci crea una grossa sofferenza di medici che, finché non saremo legittimati anche dal governo a chiudere reparti Covid in sequenza, abbiamo un'emorragia di medici. Però questa è una cosa che ha un effetto, insomma, da qui a 20 giorni dovrebbe risolversi, quindi molti medici riprenderanno a fare l'attività ordinaria e non più quella Covid. Questa è una parte della verità. Dire che i reparti sono alla canna del gas è fuorviante, secondo me. Stiamo gestendo la più grossa pandemia della storia come tutti, quindi tutti gli ospedali di tutta Italia, di tutta Europa e di tutto il mondo sono, come dice, la canna del gas, però è un termine sbagliato. Incontrerà i sindacati e i sindaci nei prossimi giorni? Incontrerò sia i sindacati che i sindaci, adesso lo devo calendarizzare, per far vedere quelle che sono le soluzioni a questa emergenza. I privati al pronto soccorso sono i codici di minore gravità? In realtà anche questa è un'informazione sbagliata, perché tutti nella sperimentazione che abbiamo fatto all'Ighiana sono tutti specialisti, qualcuno diceva che non sono specialisti, quindi si possono fare anche le emergenze, però ripeto, è una sperimentazione, una goccia del mare che non cambierà l'assetto organizzativo di un ospedale.